Siamo alla Biblioteca La Vigna di Vicenza, un piccolo scrigno dove sono contenuti tanti libri di vari temi scientifici, soprattutto nel mondo dell'agricoltura, e oggi si parla di denominazioni e certificazioni. Noi lo abbiamo fatto coinvolgendo al nostro microfono Maria Chiara Ferrarese, direttrice del CSQA, e i direttori di due importanti consorzi, Luca Giavi per il consorzio Prosecco Doc e Flavio Innocenzi per l'Asiago DOP. Andiamo a sentire cosa ci hanno detto. Il ruolo della certificazione come strumento di garanzia. Garanzia per chi? Per i consumatori che devono sentirsi garantiti rispetto alla veridicità della qualità identificata dal marchio comunitario o da altre tipologie di marchi volontari. Garanzie per i produttori che attraverso controlli fatti allo stesso modo presso tutti gli operatori sono garanzia di imparzialità e quindi non ci sono vantaggi competitivi o svantaggi competitivi legati alla qualità e all'intensità dei controlli. Garanzie anche per l'autorità che vede nell'organismo di controllo, soprattutto nell'ambito delle DOP, delle IGP e delle STG, un soggetto da essi delegato che garantisce competenza, imparzialità e qualità del servizio offerto. Quindi, tornando al concetto originario, la certificazione come strumento che garantisce i mercati e i consumatori. Il Consorzio del Prosecco Doc ha avviato un processo di riflessione molto, a nostro avviso, interessante, teso a far sì che il sistema produttivo risponda alle attese degli stakeholders con approcci diversificati, quindi rispondendo a quelle che sono le predisposizioni dei produttori. Quindi non avremo una certificazione a livello di consorzio imposta dall'alto, ma sarà il sistema produttivo che sceglierà i processi di certificazioni tesi a garantire sotto i pilastri della sostenibilità economica, sociale ed ambientale il loro prodotto. Spesso si parla di sostenibilità come di un valore imprescindibile, ma anche di un costo aggiuntivo per le imprese. Come rispondete alle critiche di chi sostiene che certificazioni e denominazioni siano più strumento di marketing che un reale beneficio per ambiente e consumatori? Credo che proprio l'approccio che noi adottiamo smentisca questo. Noi abbiamo fatto un'analisi di operare in un territorio dove la nostra denominazione si sovrappone a N altre denominazioni tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, e quindi un approccio esclusivo del Prosecco Doc avrebbe impattato pesantemente sulle altre denominazioni, per cui abbiamo adottato invece un approccio inclusivo dove qualsiasi attività che il produttore ritenga funzionale alla propria dinamica aziendale sarà accolta dal consorzio, il quale gestirà il dato globalmente, rendendolo poi noto a livello di comunità. Noi stiamo cercando di riportare in auge le antiche pratiche, quindi di scoprire come veniva fatto anticamente il formaggio, visto che si tratta di un formaggio che ha una storia antichissima, di almeno 1000 anni, tutta documentata, e le recenti modifiche al disciplinare sono proprio ispirate a questa visione. Quindi le sostanze gli alimenti dell'alimentazione bovina sono alimenti autoctoni, sono stati tolti gli alimenti che non c'entravano niente, le antiche pratiche sono state riportate appunto a galla, e per esempio si può produrre asiago con il coagulante vegetale, quindi il cardo mariano, come anticamente veniva fatto, oggi permette di avere un prodotto verde, quindi gradito anche a chi è vegetariano, vegano. Quindi questo è lo spirito, quindi innovare però guardando indietro, o meglio difendere la tradizione però cercando di avere una modalità moderna di approccio al mercato che consenta alla fine al prodotto di guardare anche avanti.